Assolutamente sì, l'ho detto prima. Guardate, la bellezza, ma proprio per questo vi dicevo, questa nostalgia di Treviso. Io ho lavorato, sono andato a lavorare a Trieste, poi sono andato a fare il dirigente vicario a Venezia, ho fatto il comandante a Vicenza. Ma vi devo dire che la sinergia che si è instaurata a Treviso non l'ho trovata da nessuna parte. Qui abbiamo una squadra compatta, fatta diciamo, da tutte le forze dell'ordine e congiuntamente anche alla protezione civile ci mettiamo tutti quanti assieme per gestire le varie emergenze. Abbiamo un sistema veramente eccellente, io mi permetto di dire, sotto il coordinamento del signor prefetto, dottor Angelo Sidoti, che nella gestione dell'emergenza assume proprio la direzione qui della Sala Unificata di Protezione Civile. Ecco, comandante, il suo ricordo più bello di Treviso e anche magari qual è stata l'operazione più complessa? Ma le operazioni più complesse sono state le emergenze che abbiamo avuto in questi anni. Abbiamo avuto emergenze molto complesse, una su tutte quella di Castelfranco, dove abbiamo salvato una signora che aveva dei problemi di deambulazione e l'acqua veniva su ed è stata portata fuori, è stata salvata dalla squadra di Castelfranco Veneto. E a livello invece di incendio vi posso dire che l'incendio a Conegliano, quello della catena cinese Aomai, e quello lì è stato un incendio molto molto particolare perché eravamo a ridosso della città di Conegliano, eravamo sulla tangenziale e abbiamo impegnato all'incirca 15 ore per poter spegnere quell'incendio.